Eventi in anteprima, questa sera si trova a Brusciano per la seconda edizione di Percorsi d'Arte. Testimonial d'eccezione questa sera è il maestro Pino Mauro. Buonasera, benvenuto. Ilaria, mamma Tutto mia, bene? come si bella. È l'estate, maestro. Chi sapeva che a Brusciano? E ci siamo rincontrati Ma anche che qui a combinato, Brusciano. Cioè, io vedo tutte quelle cose in televisione, alla Rai, di vira proprio. Grazie, maestro. Sanno mettere in lenta proprio per guardare. Grazie, un grandissimo complimento. Maestro, parlando d'arte, questa sera a Testimonial c'è lei perché lei ha rappresentato l'arte di Napoli in tutto il mondo. Ma Sì. diciamo che sono un operaio della bella cultura. Non diciamo cantante, l'artista, un piccolo operaio che difende la mia cultura, quella che è rimasto ancora qualcuno, non diciamo chi. Qualche superstite. Non cioè. diciamo chi è questo superstite, vabbè, perché poi una volta che finisce chi è stato superstite, Chi c'è? Chi c'è? credo che siamo in crisi. Vabbè, ma parliamo delle cose belle. Qua è la festa dei Gigli, a Nola, cioè, questo è Brusciano, però come tutta la tradizione, perché io poi sono di Villaricca, Sì. anche lì a Villaricca provengono i Gigli da qui, che li trasportano poi ad altre feste, come anche a Milano. Tu lo sai che a Milano facevano la festa dei Gigli, no? È una tradizione molto bella, guarda, siamo in mezzo al popolo, la gente. C'è tantissima gente. Mario, guarda, fai una carrellata attorno a te, basta una piccola carrellata, e c'è tanta Queste bellissima gente. iniziative sono sempre ben accette perché comunque sono Sì, per la riqualifica dei territori. Ho voluto fare questa cosa perché questa è un'iniziativa di alcuni giovani, un'associazione non profit praticamente Associazione Vesevo. che si interessano della vera cultura della nostra Napoli. Vogliamo chiamare anche al nostro presidente, Direttore artistico, il direttore Angelo Iannelli, artistico. vieni anche. Sono qua, per me è una gioia avere Pino qua. Pino appunto rappresenta l'arte di Napoli e i percorsi d'arte appunto quest'anno sono dedicati appunto a lui, che è un po' l'immagine di questa Napoli che nonostante le mille difficoltà va avanti e con onore, con la voglia di lottare contro quelle che sono le problematiche. Perché i percorsi d'arte? Perché ecco, bisogna rivalutare quelle che sono le zone che appunto sono disagiate e noi appunto dell'associazione Vesuvius non è la prima volta che facciamo questo tipo di intervento, cerchiamo appunto di apportare cultura, di apportare degustazione, balli, canzoni, poesie, tutto ciò che appunto riguarda la cultura. Sono felice che proprio a Brusciano ci sia la seconda edizione e soprattutto in occasione della festa dei Gigli, che è la 134esima appunto di quest'anno. Ringrazio anche l'amministrazione comunale, il sindaco che ci ha permesso appunto il suolo e con tanta voglia io grido viva Brusciano, viva la festa dei Gigli e viva Pino Mauro. E ringraziamo anche ad Anteprima Telea, che è la televisione di serie A. Eventi in anteprima, chi appunto non lo segue si perde quello che è lo spettacolo della telecamera, lo spettacolo della professionalità, della qualità e soprattutto di chi veramente sa appunto apportare quella che è l'immagine. Grazie. Per la seconda edizione di Percorsi d'Arte incontriamo il sindaco di Brusciano. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie per la vostra disponibilità per essere qui presenti a Brusciano, per visionare questo evento meraviglioso a cui tutti quanti noi teniamo, e il nostro augurio è quello di elevare sempre di più insomma, questa festa, di migliorarla. Questo è il nostro impegno, ovviamente ce la metteremo tutto veramente, quindi insomma. Siamo arrivati alla seconda edizione. Sì. Quali sono insomma gli obiettivi che vi prefissate? Ma ho precisato poc'anzi, noi vogliamo migliorare questo evento perché poi rappresenta un po' la storia, la tradizione, la cultura di questo paese, tanto è vero che l'abbiamo anche migliorato. Quest'anno abbiamo fatto un gemellaggio con la città di Padova, abbiamo traslato il nostro giglio in onore di Sant'Antonio a Padova e quindi abbiamo fatto un gemellaggio con la città di Padova, quindi è stato un evento eccezionale, tanto è vero che qualche comune come Nola, ovviamente dove è nata la festa dei Gigli, insomma ci ha un po' invidiato questo evento.
però noi abbiamo Sant'Antonio, loro hanno San Paolino, insomma c'è una competizione anche dei santi, insomma speriamo insomma, di migliorare un po' insomma, questa cosa. Bisogna sempre migliorare. Sì, perché poi è una cosa che insomma eccezionale, ha un trasporto eccezionale, quindi al di là dell'aspetto religioso che non è cosa trascurabile, che secondo me è la cosa più importante, ma qua c'è un impegno in forme energetiche, c'è un impegno in forma di professione, in forma di disponibilità, in forma di professionalità. Amici di Eventi in Anteprima, ci vediamo l'anno prossimo.